Agevolazioni in pillole del 25 marzo 2026. In questo podcast parleremo di quelli che sono gli incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Oggi abbiamo un grosso problema legato all'approvvigionamento energetico con costi che sono altalenanti e in esplosione e quello che si può fare attualmente è quello di andare a investire nell'ambito dell'efficienza energetica oppure della produzione con energie rinnovabili. Immaginate solo di aver fatto questi investimenti qualche anno fa, come vi sentireste più sereni ad affrontare la situazione oggi e quanto più competitivi potreste essere. In questo podcast, come detto, passeremo in rassegna le principali agevolazioni che ci sono per fare questo tipo di interventi. Partiamo dalla notizia di questi giorni. Sono previsti nuovi fondi, una riallocazione dei fondi del PNRR per le CER e quindi è possibile che ci sia una riapertura di questo incentivo. Stiamo parlando di un contributo a fondo perduto fino al 40% per l'installazione di impianti fotovoltaici che poi aderiscano a delle comunità energetiche rinnovabili. Bando Siemens per la transizione ecologica e digitale. È ancora aperto lo sportello del bando Siemens per la transizione ecologica e digitale, che prevede un finanziamento a tasso agevolato e un contributo a fondo perduto fino al 20% per le aziende che esportano. Tra gli investimenti ammessi abbiamo la transizione digitale e anche la transizione ecologica, quindi rientrano anche tutti quegli interventi che hanno a che fare con l'efficienza energetica e con gli impianti fotovoltaici. Lombardia, linea impresa efficiente. Si tratta in questo caso di un bando che offre contributi a fondo perduto fino al 45% e garanzie gratuite per investimenti in efficientamento energetico delle PMI lombarde. La misura finanzia progetti da 100.000 euro a 5 milioni di euro per macchinari, impianti rinnovabili e tecnologie che riducono almeno del 30% le emissioni climalteranti. Veneto, Fondo Energia. La Regione Veneto ha ulteriormente potenziato il Fondo Energia che prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per interventi di efficientamento energetico e quindi anche di impianti da fonti rinnovabili. Emilia-Romagna, Fondo Energia. Riapre ufficialmente dal 15 aprile 2026 lo sportello del Fondo Energia per l'Emilia-Romagna. È uno strumento rotativo di finanza agevolata dedicato ai progetti di green economy di imprese di qualsiasi dimensione, quindi anche delle grandi imprese. La misura sostiene attivamente interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti a fonti rinnovabili, adeguamento sismico ed economia circolare. L'agevolazione finanzia il 100% del progetto fino a un massimo di 1 milione di euro, con il 75% dell'importo a tasso zero. Friuli Venezia Giulia, bando per l'efficienza energetica. La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un bando che stabilisce i criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all'efficientamento energetico del settore manifatturiero. L'obiettivo principale del bando è la promozione di una transizione verde, supportando interventi che riducano l'impatto ambientale dei sistemi produttivi, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e al recupero di energia o alla cattura di gas serra. La procedura valutativa è a sportello con un requisito minimo di 14 punti. Incentivi per il fotovoltaico per le imprese del Sud. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un bando per sostenere investimenti aziendali per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La misura mette a disposizione una dotazione complessiva di 262 milioni di euro per progetti di autoproduzione elettrica mediante l'installazione di impianti fotovoltaici o termofotovoltaici, anche abbinati a sistemi di stoccaggio. L'agevolazione è rivolta a imprese di qualsiasi dimensione, quindi anche a grandi imprese che operano in regioni meno sviluppate, quindi Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo a fondo perduto arriva fino al 63% e varia in base alla dimensione dell'impresa e alla tipologia dell'investimento. Anche per oggi è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividerle con chi ritenete possa essere interessato. Per assistenza alla presentazione di questi bandi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Raso e questa è Rete Agevolazioni.